la riqualificazione di quartieri come Sant'Elia e Baraccaman. Esattamente, fare quello che non ha fatto il sindaco. Non pensare soltanto a via Manno, non pensare solo a via Garibaldi, non pensare a qualche chilometro di strada spot, ma a pensare a tutti i 600 chilometri della nostra città, cercare di pensare che le periferie soffrono, incominciare a realizzare quello che io da tempo dico al sindaco di fare, perché bisogna andare in via Castelli, in piazza Medaglia Miracolosa, a Pirri, a Santa Teresa, dappertutto, per capire, a Sant'Elia, per vedere la sofferenza, per capire che la gente ha bisogno di servizi. Quando a Sant'Elia arrivi persino a chiudere il seggio elettorale senza nemmeno avvisare i cittadini, tu hai toccato con mano qual è la sensibilità che dai alle periferie. Cosa rimprovera di più a Zedda? Di non aver realizzato il 90% di quel programma che l'ha fatto vincere. Per esempio, quando ha scritto in una frase: ogni giorno ci sarà un posto di lavoro per una donna, ogni giorno dell'anno ci sarà un nuovo posto di lavoro, un giovane che non dovrà scappare e una stabilizzazione di un precario. Io credo che chiunque viva la città sa che su questa strada ha veramente fallito e parlato solo allo stomaco e alla sofferenza della gente. Noi sappiamo farlo anche perché veniamo dal mondo del lavoro. Io l'ho già dimostrato al porto e l'ho dimostrato nella vita. L'ho dimostrato nella vita. Io personalmente non sono un uomo che vive di politica, do 28 buste paga, e allora l'esperienza di tutti i giorni serve moltissimo. È vero che Zedda ha in questi giorni cercato di evitare ogni confronto diretto? Non lo so, sarà un caso, ma ogni tanto, ogni volta che è stato previsto un incontro ha avuto degli impedimenti. È evidente che non vuole il confronto, è evidente che la par condicio, che appiattisce tutto, non permette un confronto, anche perché se io affermo certe cose è diritto e dovere suo, ma soprattutto è democratico che si possa difendere e zittisca a me, ma ci deve essere un confronto, non un appiattimento. Colgo l'occasione per dire che nelle prossime settimane sfiderò il sindaco Zedda nei posti più delicati, a Sant'Elia, a Esmirionis, a Pirri, a parlare veramente della sofferenza della gente. Ci dovrà dire che cosa ha fatto e che cosa intende fare. Almeno a me sarà concesso di dire cosa intendo fare, sempre non volendo dimenticare quello che ho già fatto.